Amici di FVG Sport Channel e tifosi di basket, ben ritrovati. Ci siamo lasciati ai piombi, era la fine di maggio per piombi a canestro. Ci ritroviamo in questa prima settimana di ottobre qui dal Città Fiera, dal Mega Intersport, che sarà il nostro partner per questa stagione di a canestro. Mega Intersport a canestro, dunque, iniziamo questa trasmissione con un personaggio interessante, molto interessante. Ciao Alessio Zaccheli. Buonasera a tutti. Allora, Alessio Zaccheli, che è il protagonista, nonché il vincitore del concorso, della prima settimana di concorso del Vota il canestro preferito. Era il Basket Day, Alessio, giocavi contro Corno di Rosazzo, assist di Barazzutti nel traffico, tu insomma girando sul piede perno, sotto mano rovesciato. Combinato qualcosa che è venuto bene. Allora, la nostra idea è quella di premiare settimanalmente i vincitori di questo concorso, poi alla fine della stagione chiaramente ci sarà Vota il canestro più bello di tutta la stagione. Alessio è già in classifica, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Alessio, giochi, lo vedete, UBC Latte Carso, sei sceso di categoria perché l'anno scorso giocavi anche in Divisione Nazionale C con la GSA. Raccontaci un po' l'atmosfera nello spogliatoio della UBC Latte Carso. Qualcosa che si possa dire in TV. Sì, beh, comunque la squadra era già composta da tanti giocatori che si conoscevano da tempo e io stesso ho il piacere di poter giocare con Gambaro e Vischi, che anche l'anno scorso assieme a me hanno giocato alla GSA in DNC. E poi ci sono dei nuovi giocatori, però alla fine l'unico veramente straniero in casa UBC è stato Andrea Zuliani da Gorizia, con il quale comunque abbiamo legato tutti quanti molto e il clima in spogliatoio è sicuramente molto bello. Zuliani che credo sia anche tuo coetaneo, per Zuliani cui sì, è del 92 alla mia età. Spogliatoio, dicevi, avete già iniziato il campionato. Allora, la prima partita contro Corno di Rosazzo non è andata male, la seconda però già meglio. Seconda sì, abbiamo giocato contro il Don Bosco a Trieste, che ha un bel progetto nuovo che è appunto sbocciato quest'anno, e abbiamo avuto una partita difficile che è durata, siamo stati concentrati per tutto il tempo, abbiamo avuto qualche difficoltà, comunque il campo che c'è è un campo difficile, è uno dei templi del basket, per cui abbiamo avuto difficoltà ma alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Vediamo i risultati della seconda di andata del campionato di Serie C regionale. Centro Serie Basket Calligaris contro Falconstar 6-4, 7-7, Don Bosco Trieste, UBC Udine 5-7-7-1, Romance Codroipo 6-2, 4-7, San Rodrigo Monfalcone 5-2, 6-0, Bol Trieste Selvolana 8-5-7-7, questo era l'anticipo televisivo di FVG Sport Channel. Poi Fogliano Lorai 7-4-6-1, Cervignano Latisana 6-3-5-9, Fagagna San Daniele 7-4-7-1 e Goriziana Tarcento 8-5-8-1. Adesso, guardando il campionato di Serie C regionale, lasciamo stare l'UBC che è favorita per forza di cose, perché ci giochi tu, ma le altre formazioni che secondo te possono aspirare a salire di categoria chi sono? Beh, sicuramente dall'anno scorso ancora a Monfalcone è rimasta questa amarezza nel fatto di non essere riuscito a salire, c'è molto entusiasmo all'interno della società e secondo me è l'unica che veramente ha intenzionata come progetto ad arrivare nel campionato di DNC. Ma c'è più di qualcuno che però dice che l'UBC ha il telaio per... Anche l'UBC effettivamente ha la possibilità speriamo che abbia la possibilità per riuscire a salire di campionato. Se sentite rumori di fondo strani, in realtà siamo sul corridoio sopra lo Shorondò davanti al Mega Intersport, e qui siamo in mezzo alla gente davvero, e quindi i rumori che vengono sono della folla del centro commerciale Città Fiera e del Mega Intersport. Siamo davanti alla vetrina. Hai fatto l'abbonamento alla GSA? Cioè tu hai i compagni, nel senso vai a vederli ancora? Beh sì, assolutamente. Ho seguito anche, purtroppo non sono riuscito ad andare a Treviso a vedere la partita, però l'ho seguita tramite dei messaggi con dei miei colleghi che sono andati, cioè Barazzutti e Bortoluzzi, e purtroppo la GSA non ha avuto la stessa fortuna che abbiamo avuto noi nella seconda di campionato. Però ho saputo che hanno avuto una partita difficile, era la prima di campionato, per cui sicuramente avranno ancora altre possibilità per rifarsi e per avere un ottimo campionato. A proposito della GSA, abbiamo sentito prima della partita il presidente Pedone, andiamo a sentirlo a microfono aperto, al microfono di Max Fontanini.
c'è un po' di emozione anche in te, penso. Sì, certo, però credo che non ci potesse essere migliore esordio di questo per scaldare immediatamente gli animi e i muscoli, quindi bene così, insomma. La squadra io non la vedo da 3 settimane giocare, quindi insomma, come ben sai, 3 settimane fa eravamo un po' più imballati, speriamo che tutti quei muscoli che abbiamo si siano un po' slegati nel frattempo. Loro sono una bellissima squadra, forte tanto quanto la nostra, con soluzioni tecniche notevoli. Credo che faranno la differenza gli allenatori in questa partita, questa è la mia personale idea. È stato riservato dalla parte opposta dove stiamo parlando ora uno speak per i tifosi friulani giunti a Udine qui a Ponzano, circa 100 tifosi friulani, pardon. È una bella attestazione di stima anche questa, vero? Sì, stanno ancora entrando alla Spicciolato, ho appena visto parcheggiare un altro autobus qui fuori, siamo circa un centinaio, forse anche di più. Questo non può che renderci ancora più orgogliosi, la città ci sta seguendo e cominciare con la prima partita in trasferta a Treviso in una giornata uggiosa con 100 persone al seguito non può che far ben sperare in un campionato che sarà molto lungo. Devo farti una domanda, venerdì c'è stato il passaggio di consegne, no, tra il Comune e l'Apo per il Maranga, come lo chiamiamo noi, quindi il Benedetti ufficialmente la nuova casa, la casa dell'Apo GSA. La casa, diciamo, ci hanno dato le chiavi molto sottodata, ecco, però l'importante è che le abbiamo ricevute, siamo molto contenti, abbiamo avuto l'ufficiale consegna degli impianti venerdì mattina, cercheremo di fare del nostro meglio in una settimana per poterlo già dare un primo segnale del nostro ingresso, lavoreremo comunque tutto l'anno parallelamente alla squadra per renderlo il più accogliente possibile e quel salotto che Udine merita. Buona partita, buon derby al presidente Pedone, in bocca al lupo. Bocca al lupo a tutti quanti e soprattutto a tutti quelli che ci hanno seguito e alla squadra. Grazie. Grazie Press. Sentito il presidente Pedone, andiamo a vedere la classifica della Serie C regionale. In testa alla classifica in battuta ci sono Monfalcone, Fagagna e Romans con 4 punti, seguono San Daniele UBC, Fogliano, Latisana, Tarcento, Servolana, Cervignano, Goriziana, Boro Trieste, Cagliari Secondo di Rosazzo e Codroipo con 2 punti assieme alla Pallacanestro Monfalcone, con 0 punti ancora Rovai, Don Bosco e Breg San Dorligo. Se dovessi scegliere una di queste formazioni, Alessio, contro la quale vorresti giocare perché sai che hanno i giocatori con le caratteristiche per farti fare bella figura, contro chi? Beh, è difficile perché comunque ogni squadra, soprattutto quest'anno, ha tanti giocatori in tutti i ruoli e giocatori anche di categorie superiori che sono venuti a giocare nella Serie C regionale, e quindi penso che ogni squadra abbia i suoi punti forti, i suoi punti deboli, però sicuramente per ogni ruolo c'è un giocatore almeno contro cui si fa fatica. Tra i tanti allenatori che hai avuto, cioè tanti insomma, hai una carriera ancora giovanissima, però hai avuto diversi allenatori, Andrea Paderni non l'hai mai incrociato mi pare, o sì? Andrea Paderni sì, all'UBC il primo anno in cui sono andato a giocare lì e l'anno scorso con la GSA. Giusto, comunque, è vero, perché hai giocato sì. Mia. E allora andiamo a sentire Andrea Paderni al termine della partita giocata dalla GSA a Treviso, una sconfitta per gli udinesi. Poi pubblicità e ci ritroviamo qui con Alessio Zacchelli. Eccolo qui, coach Andrea Paderni. Ciao coach, buona DNB a te. Che GSA hai visto questa sera? Beh, siamo una squadra che ha difeso forte, che ha fatto le cose che avevamo preparato in difesa con grande intensità. Purtroppo abbiamo fatto qualche stupidaggine in difesa e loro ci hanno punito. Poi è ovvio che nell'arco di una partita ci sta di sbagliare ogni tanto, in una partita a punteggio basso pesa di più. È ovvio che ci è mancato qualcosa in attacco a livello di percentuale, perché comunque anche nei momenti in cui loro hanno difeso in maniera molto aggressiva, tutto sommato siamo riusciti a prendere dei tiri che ci stavano all'interno del nostro sistema. Magari abbiamo bisogno di trovare un pochino più di percentuale, oltre che ovviamente a muoverci meglio. Siamo alla prima di campionato, sicuramente affineremo i giochi d'attacco, ci spazieremo meglio. Sono veramente molto soddisfatto però, come dicevo, dell'atteggiamento difensivo, perché lì è questione di tattica, è questione di tecnica, ma è questione soprattutto di voglia,
penso che oggi si sia vista una squadra che aveva tanta voglia di difendere, di proteggere il suo canestro. Il nostro piano era di subire meno di 60 punti, ce l'abbiamo fatta, però non è bastato. Rispetto a Basket Doc la tua GSA è cresciuta molto fisicamente, è stata ottima secondo il nostro modesto punto di vista la scelta di cambiare, dopo ogni blocco in fase difensiva, una scelta che ha messo in difficoltà Treviso. Avete messo difficoltà in attacco Treviso giocando una sorta di pick and roll laterale, diciamo così. Treviso ha cambiato molte volte anche tipologia di difesa, vero? Una volta passava dietro, una volta seguiva, un'altra volta raddoppiavano i portatori di palla, peccato anche quella tripla di Fede Bellina che non è andata, no? Bersaglio nel momento in cui la GSA faceva tantissimo, mentre Treviso è riuscita a fare il passo in più con quella tripla di Maestrello. Sì, poi sai, noi siamo riusciti a rimettere in piedi la partita anche se non abbiamo mai avuto un gap da poter pensare che la partita fosse chiusa, però quando il punteggio è basso, anche 7-8 punti sembrano insomma una montagna da scalare, poi quando l'abbiamo rimessa in piedi te la giochi abbastanza agli episodi, insomma una tripla fuori dai giochi loro, una tripla che fa in and out nostra e dopo ti trovi di nuovo a dover inseguire. Difensivamente noi penso che si sia vista insomma una squadra trasformata rispetto al Basket Doc, te l'avevo anche detto, noi sulla difesa ancora non avevamo lavorato, da lì abbiamo lavorato tanto sulla difesa e oggi abbiamo fatto questa scelta sul pick and roll, secondo me ha pagato, non abbiamo mai subito eccessivamente, loro invece hanno provato soluzioni diverse sul pick and roll, secondo me noi soprattutto nel secondo quarto l'abbiamo attaccato male il nostro pick and roll, al di là delle difese che facevano loro, perché facevano aiuto e recupero un po' pigri, cioè uscendo poco, dovevamo attaccare di più verso il centro, allora dopo abbiamo provato a spostare il pick and roll più laterale per attaccare meglio su quella situazione lì, e anche quando cambiavano non siamo stati molto bravi a trovare la posizione di post basso, cosa che invece loro in attacco facevano, poi noi lì invece siamo stati bravi a non fargliela comunque arrivare. Penso che siamo viste due squadre forti comunque, no? Cioè, punteggio basso, media di realizzazione non elevate, però penso che insomma sia stato uno spettacolo piacevole perché c'è stata tanta intensità e appunto tante alchimie difensive. Noi sulla difesa magari siamo stati più costanti come scelte perché vedevamo che pagavano, loro hanno provato a cambiare un po' di cose, però penso che sia stata una partita tattica insomma per gli addetti ai lavori piacevole. Da oltre 40 anni Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, a Percoto. Il centro sportivo comunale Bruno De Marchi a Villanova di Pordenone è la casa dello sport. Qui cresce il Pordenone calcio del futuro. Le giovanili del sodalizio nero-verde si allenano e disputano le partite ufficiali, potendo contare su 3 campi regolamentari. Qui i baby talenti nero-verdi sono seguiti passo passo, accompagnati al centro con i pulmini. Pranzano nella mensa interna, una mensa da Serie A, e partecipano a laboratori di doposcuola, prima di cominciare le sedute con i mister. Qui si allenano la Graffi Studio Pordenone, i club della Serie A femminile, oltre a numerose squadre di calcio a 5 grazie alla disponibilità delle palestre. Qui ha il suo quartier generale, la sezione AIA di Pordenone. Qui nascono nuove ballerine, alla scuola di danza interna al Pordenone Calcio. Si prova al De Marchi per poi esibirsi a teatro. Qui puoi incontrare i grandi personaggi dello sport. Nel 2013 hanno tenuto lezione ai nostri allenatori professionisti come Di Carlo, Turci e Rossitto. Qui ha fatto visita ai nostri ragazzi Daniele Molmenti, medaglia d'oro olimpica a Londra 2012. Un'ottima occasione per i ragazzini e soprattutto per le famiglie. Qui non si va mai in vacanza. Terminata la stagione agonistica, il centro è invaso dai bambini del PN Junior Camp, promosso dal Sistema Calcio Giovani Pordenone. Istruttori qualificati, strutture di eccellenza e tanto divertimento. Qui aspettano te.
Mega Intersport a Canestro, la seconda parte. Siamo con Alessio Zacchelli davanti al Mega Intersport al centro commerciale Città Fiera, il nostro partner per questa stagione di trasmissioni dedicate al basket regionale. Vi invito a fare un giochetto. Accendete un computer, chiamate internet, chiamate Google, un motore di ricerca, scrivete Alessio Zacchelli Basket. Viene fuori una delle prime voci, il tuo profilo per il draft NBA del 2013, perché insomma risulti essere uno dei giovani del 92 più interessanti d'Italia. Beh, come sia possibile ancora non lo so neanche io, però a quanto pare il fatto di aver avuto il privilegio di avere delle esperienze con la Serie A nella Snydero e essere entrato a 1 minuto e mezzo dalla fine contro la Montepaschi Siena mi ha portato ad avere anche questa voce su internet. Detto che secondo me sei più forte di tanti giocatori che sono in qualche squadra NBA, che onestamente sono inguardabili, parliamo un po' di te come giocatore, dove hai cominciato, quando hai cominciato, soprattutto chi è stato il tuo primo allenatore, che era uno sicuramente bravissimo per averti insegnato tutte queste cose. Beh, ho iniziato alla CBU nel mini basket e il mio allenatore è qui presente, per cui... E non è il cameraman, Francesco Zilli. Non è il cameraman. E poi ho proseguito facendo le giovanili nella Snydero e avendo qualche possibilità di andare con la Serie A e di fare qualche esperienza con la Serie A, sia la 1 che la 2. E mentre facevo le giovanili con la Snydero ho avuto anche la fortuna di trovare dei campionati regionali in cui poter cimentare i miei allenamenti e le mie esperienze, ho partecipato a questi campionati con la Geatti Basket Time, sempre in C2, con l'UBC e con la GSA in DNC. E quindi insomma, ancora giovane ma tanta esperienza. Un aneddoto particolare su ognuno di queste tappe che hai avuto nella carriera ce lo puoi raccontare? Cioè, un giocatore piuttosto che un 1 contro 1, un allenatore, qualcosa? Beh, sicuramente come allenatore mi ha fatto piacere trovare quest'anno Luca Silvestri, con il quale ho potuto giocare anche all'UBC. L'anno scorso e l'anno anche precedente con Andrea Paderni mi sono trovato veramente bene ed è un allenatore veramente che stimo tanto. Precedentemente nella Snydero ho visto tanti allenatori, un alternarsi di allenatori che sono stati tutti bravissimi, mi hanno dato tutti i fondamentali che mi sono serviti fino adesso per arrivare fino a questo punto. Mettiamo un po' di zizzania perché sei troppo politically correct. Quando giocavi e avevi Luca Silvestri come compagno di squadra e dovevi andare ad aiutare su tutti i giocatori sui quali lui non difendeva, ricordandoti quegli aneddoti, adesso che ti chiede di difendere, che cosa gli rispondi? Beh, ciao Luca. Ciao Luca. Alla fine ha ragione, lui so che anche se mi urla spesso e volentieri lo fa per il mio bene, per darmi più motivazioni possibili per riuscire a fare meglio. E lui è stato una persona che comunque anche l'anno scorso, quando ho avuto un momento un po' di difficoltà con la pallacanestro, lo studio, tutte queste cose qua, mi ha dato una gran mano, un grande aiuto, per cui lo ringrazio tanto. Ok, complimenti anche a Luca Silvestri, anche perché comunque insomma sta raggiungendo risultati importanti anche come allenatore. Parliamo invece dell'Alessio Zacchelli, tutto quello che è attorno al giocatore, cioè in realtà cosa studi, cosa stai facendo, so che hai delle esperienze anche in provvisione molto interessanti da fare. Beh, attualmente studio a Trieste, all'Università di Trieste, Economia e Commercio Internazionale, e dopo aver fatto la laurea breve ho in programma di andare a Toronto, dato che sono nato lì e sono cittadino canadese, di andare là a studiare, a fare il master prossimamente. Sempre chiaramente in economia internazionale. Ma perché hai scelto proprio questo piano di studi? O questa? Beh, comunque appunto essendo una facoltà particolare che non c'è in tutte le università ma c'è solo in alcune, era una cosa che mi interessava. In più il fatto che sia in inglese, diciamo che comunque è una cosa utile, perché attualmente non conoscendo le lingue non si può andare da nessuna parte, anche per i posti di lavoro più lingue si conoscono meglio è. Siccome ci piace anche essere molto didattici nei confronti di qualche giovane che è ancora più giovane di te e che magari potrebbe avere degli esempi positivi da seguire, ci racconti la tua settimana tipo? Anche la logistica. La mia settimana tipo è andare a Trieste la domenica sera, il lunedì mattina a lezione, il lunedì pomeriggio a lezione, la sera ovviamente a dormire presto, il martedì mattina a lezione, martedì pomeriggio a lezione,
poi prendo il treno, torno a Udine, allenamento. Il mercoledì fortunatamente quest'anno non ho lezione, mentre l'anno scorso avevo lezione, quindi dovevo fare su e giù di nuovo. E mercoledì rimango qua, mercoledì sera allenamento, poi prendo il treno, torno a Trieste, giovedì lezione, giovedì sera lezione, venerdì mattina lezione, venerdì pomeriggio lezione, torno a casa, allenamento e sabato mattina si dorme e poi sabato sera la partita. E quindi insomma tutto questo con un obiettivo ben preciso in Sì. testa, che è quello di Andare oltreoceano. Di andare oltreoceano. Ti facciamo un grande in bocca al lupo, ma siamo sicuri che insomma ce la farai. Ci rimane ancora poco tempo, anche perché parlerei con Alessio Zacchelli di basket, anche perché so che tu hai americani, la SNAI, ce ne hai conosciute tante, Sì, avresti aneddoti secondo me, ma ci riserviamo per la prossima puntata quando sarai di nuovo ospite. Andiamo a vedere quello che è successo anche in divisione nazionale C, dove la partita principale, almeno per quanto ci riguarda, era il derby regionale tra le uniche due formazioni del Friuli Venezia Giulia iscritte al campionato di divisione nazionale C, girone C, che è il derby tra Isogas Gorizia e Jadran Trieste. La prima di andata l'Isogas ha perso in casa contro lo Jadran per 6-8, 7-4 e poi leggete in grafica tutti gli altri campionati. Cosa ti manca dell'anno scorso della DNC, Alessio? Se ti manca qualcosa? Magari viaggi in trasferta più lunghi, in cui comunque visto che non hai niente da fare durante la settimana, no, sì, in più, sì. No, perché comunque secondo me la partita in sé è un bel momento in cui bisogna comunque avere una certa preparazione, una certa concentrazione per tutto. Però sia il viaggio di andata che il viaggio di ritorno assieme ai compagni di squadra è comunque un momento per stare insieme, uniti al gruppo e vedere come il gruppo si è formato e come sta bene insieme. Ok, torniamo un attimo alla settimana scorsa, abbiamo la clip con il canestro di Alessio Zacchelli con cui ha ricevuto più voti nella speciale graduatoria Vota al tuo canestro. Vediamo la clip e poi torniamo. Per la Geoclima 33 a più 4 per la Geoclima 33-37. Pontisso si allunga come Plastic Man e va a realizzare e depositare il sottomano baciando il tabellone del meno 2. Va a realizzare il canestro di qui avanti la Geoclima Fogliano. No, non è zona, è uomo. Ora tutti una matchup, come lo sappiamo dire, diciamo matchup. Zacchelli, the White Mamba, quarto punto per lui, UBC che vola. Che difende, 13 che attacca, 6 secondi alla fine del primo 4 Tonetti danza, gran palla per Fumulo che si gira sul palo, insegna allo scadere. Di Raffaele Bosio, Federico Vidani ancora 28 secondi dalla fine, pallone fondamentale, Stefano tira da 3 e la mette, 24.7, Luca Dari si tuffa al tavolo per pareggiare, ma che bomba di Stefano, Steve antena dall'angolo. E
Dopo aver visto la clip della settimana scorsa, con cui facciamo di nuovo i complimenti, hai pagato un caffè a Balazzutti per l'assist oppure tutta fede nel tuo sacco? Una birra. Una birra che l'hai data. Sì. Ok, complimenti anche a Balazzutti per l'assist nel trap, secondo me, o meglio, più di qualcuno ha detto non sapeva cosa fare, l'ha buttata lì, bravo Zacchelli a prenderla. No, secondo me no, perché Riccardo Balazzutti è un talento incredibile, secondo me. Io ho visto pochi giocatori con la sua visione di gioco, sinceramente. Sono d'accordo, complimenti anche a Balazzutti. E allora ci lasciamo con la clip di questa settimana, con i canestri dell'ultimo weekend. Ci sono anche canestri di divisione nazionale B, però prima di vederlo facciamo un grosso in bocca al lupo, un ringraziamento ad Alessio Zacchelli per la simpatia e la disponibilità, in bocca al lupo anche per la prossima partita. Grazie, crepi. Ciao a tutti, clip canestri di questa settimana, noi ci vediamo la prossima sempre con Mega Inter Sport a Canestro. Ciao. Hesitation, non serve nessuno, poi serve Totis che assorbe il contatto. Bel canestro. Bellissimo canestro, con questo canestro si chiude il secondo quarto. Czernitz pensa al tiro, ha un primo passo fulminante, galleggia in aria. Questo canestro mi ricorda proprio l'altro giorno, senza scomodare tante gente importanti, un canestro molto simile di Michael Jordan che ha galleggiato un paio di secondi in aria. Le mani di Gaggioli e va Gaggioli la palla, 10 secondi, tensione palpabile, Marco Gaggioli contro Dalbello, Marco Gaggioli, attenzione, penetrazione, attacco, Jack Arci, chiamata per la bomba e la mette. Allora, dove sei Zarna? Cercato da Magini che non va, magia di Varussa dietro la schiena, Zambon finta lo scarico e ottima l'azione di 1 contro 1 per Zambon. Otto De Lunghi, 6 GSA, 5 minuti, 5 secondi alla fine del primo quarto. Bellina per Joe Zacchetti, backdoor di Andrea Piazza che va indisturbato ad appoggiare al vetro il punto numero 8 per la GSA.